Dopo la sosta forzata di Como, causa neve, le gialloblu di AGSM Verona tornano sul terreno amico di Via Sogare per affrontare il pericolante Pordenone. Mister Longega recupera Squizzato e Carissimi che partono dalla panchina, ma perde l'influenzata Sipos. Toniolo sostituisce tra i pali la più esperta Oxstrom. Le veronesi in maglia bianca passano in vantaggio alla prima vera opportunità. Colpo di tacco di Bonetti per Ledri che va via sulla destra, rientra sul sinistro e crossa per la perfetta incornata di Capitan Gabbiadini all'11ª rete in campionato. La timida reazione delle friulane è tutta nella conclusione tentata dalla De Val. Il Verona attende con pazienza il raddoppio che arriva al 32esimo grazie alla classica autorete di Piai che sul tiro cross di Ledri infila la propria porta. Trascorrono solamente 4 minuti e le scaligere chiudono virtualmente il match siglando la rete del 3-0. Dalla bandierina Panico pennella in mezzo per il colpo di testa di Federica Di Criscio appostata sul secondo palo. Prima del riposo c'è il tempo per ammirare l'azione tutta di prima che porta il Verona sul 4-0. Gabbiadini mette in profondità per Tatiana Bonetti che di sinistro non perdona. AGSM Verona va a riposo con il risultato ampiamente acquisito. Mister Longega per la ripresa propone in campo Marta Carissimi al rientro dopo la forte influenza che l'aveva tenuta lontana dal campo nel match con il Firenze. Il secondo tempo si apre con il tentativo da fuori di Marconi respinto da Ferin, seguito dalla conclusione della Di Criscio con sfera deviata da un difensore sopra la traversa. Patrizia Panico non perdona all'11esimo calibrando di sinistro il perfetto pallonetto che porta a 5 le marcature scaligere e a 27 i centri personali. Testa della classifica cannonieri che sale subito a 28 quando la numero 9 gialloblu incorna a rete il pallone crossato da Carissimi. Patrizia Panico, oltre a segnare a ripetizione, dispensa anche assist, come alla mezz'ora quando il suo pallone viene deviato in rete dall'accorrente Fuselli. La gara di ritorno termina con lo stesso risultato dell'andata, un 7-0 che dice chiaramente quanto sia ampia la differenza di caratura tra le due compagini. Le ragazze di AGSM Verona, sempre seconde ad una lunghezza dal Brescia, sono chiamate ora ad una doppia trasferta, martedì a Como per recuperare la gara anniviata per neve e sabato nella capitale sul campo della RS Roma.